Commissario, hanno assassinato un dottore! Io ci te cacciulo, ma che mi importa? È l'indovina che ti fanno ammazzare! Commissario, hanno stuprato una tua cenaglia! Allora proprio non capite, potrebbe pure ammazzare l'intera città, ma che mi importi? Poi la morte dell'indovina! Commissario, e calmatevi! Mannaggia quando ho voluto dare ascolto a quel maledetto super testimone! Maledetto chi l'ha mangiato! Il giorno prima, infatti, un certo Franco Boscolo, il super testimone che, preferendo mantenere l'anonimato chiameremo Ted Kilimangiaro, si era presentato presso la questura dichiarando: Mi raccomando, signor commissario, mantenete l'anonimato. Questa è questione di vita o di morte. Ma non si preoccupi, signor Franco Boscolo, abitante in via Cesare Battisti 31, segnato a casa, Scusate, ma questa è veramente la voce vostra? La gente caggiula, sentite chi sta come parla, La prego, sono a conoscenza di un grande segreto. Questa mattina, come tutte le mattine, mi sono recato al mio solito bar, il mio bar preferito. E sopra un tavolino ho trovato questo biglietto. Legga! Questo biglietto? Sì. Domani alle 5 ucciderò l'indovina, firmato frate indovina. Allora quello che dica se decide o no questo benedetto frate indovina ad ammazzare l'indovina. Commissario, avete fatto pure un gioco di parole! Non si capisce. Uè! Pronto? Come dite? Via dei Tarocchi 67! La maga Ortensia! La maga Ortensia! Un'indovina! Commissario! Finalmente l'hanno ammazzato! La gente cacciu! Calmiamoci, stiamo calmi. Rechiamoci subito sul luogo del delitto. Certamente! Maronna! Commissario, bella assai l'indovina, Potesse essere stata avvelenata? La gente cacciula, fate attenzione, non contaminate le prove. Io intanto continuo con l'interrogatorio. Dunque voi vi trovavate qui intorno alle 5 perché? L'indovina? Abbiamo capito che hanno ammazzato l'indovina. No, l'indovina perché io ero qua. Ero venuto a trovare la maga Ortensia e venivo spesso poveretta. Io gli portavo le zampe di gallina per i suoi riti satanici. Lei quando doveva preparare un filtro d'amore, un elisir, ha detto che avrei sposato Elisabetta Canalis. Ma quando che sono entrato, l'ho vista lì sul tavolo e lei era ferma, non si muoveva. E l'ho toccata e lei era morta. E lei era morta come Pauletto, il galletto, quello che mio papà stamattina ci ha tirato il collo. Dove andate? Commissario! Commissario, la porta della camera è chiusa a chiave! Cacciul, correte presto per prendere la generalità del contadino, chi lo cretino, che quella porta ci penso io, correte. Una miglia. E voilà! Beh, lei chi è? Lo sento. Da quanto tempo vi trovate qua dentro? Sarà manco 40 minuti, sarà. Quindi voi alle 5 vi trovavate qua? Anche prima. Quindi voi avete assistito al delitto? Delitto? Che delitto? Il delitto dell'indovina! Boh. Giovanotto, favorite un documento. Parlo con voi, favorite un documento, Giovanotto. Già fatto. Dunque, nonno Pino, Gino Alpino, Zorzi. Che cosa facevate qua? Era
Eravate venuto a farvi predire il futuro. No, c'ero qua dentro. Dopo che ho sentito chi chiama tua porta. Era la prima volta che venivate qua. No, vengo ogni tanto, vengo. Ah, sì? Ma non vado a dirgli a mia figlia, sa? A noi. E invece è quello che faremo. La signora Giancarla Zorzi in Baldan, suppongo. Beh, forse è meglio che vada subito in camera mia. Sta quasi già svenuta. Cominciamo bene. 8. Scusi, sa, signor commissario, scusi il disordine. Non ho neanche avuto il tempo da mettere a posto. Chissà cosa che combina st'altro, Ragazzi, dopo non passiamo i conti, Lei conosce per caso una certa Ortensia? Fa l'indovina. Ortensia? Beh, è stata assassinata oggi alle 5 a casa sua. A casa mia? Ma non a casa sua, a casa sua dell'indovina. Ah! E casualmente suo padre si trovava in quel momento là chiuso in camera da letto. Muoio? Non la camera mia colpa da io, no? Ascolta, da quando in qua mio papà va dall'indovina? Vai! Ma scusa, e chi sta cadendo? Chi sta lucchetti? Perché mi tocca igarlo, no? Se tocca serarlo in camera, no? Beh, perché sennò mi va in giro dappertutto. Mario, quando c'è che passa sto padagno che mi pista testa ogni volta. Ma sa che ogni tanto mi scampa via, signor commissario, mio papà. Altra settimana, se pensa, che io la trovai a piangere da solo da Venezia. Hai capito? Sì. E se da quanti anni vive in casa sua suo padre? 12 anni sì ormai. Da quando mia mamma, poveretta buonanima, è morta. E così ne ha toccato cuccarsi a noi altri, sa, signor commissario. Beh, come vede non c'è niente di strano. E anche se mio papà ogni tanto va a farsi leggere le carte, è vero? Beh, adesso bisogna che saluta, signor commissario. Scusa, tanta fretta che tenevi. Scusa, ma ho un sacco di robe da fare, arrivederci. Commissario, ho letto dell'omicidio, no? E siccome fatalità si trovavano a vicino nei paraggi, sono venuto per scagionarmi, no? Sì, ho capito, insomma, mi racconti, No, mi racconti. non so come si chiama, lo giuro, Ma che state dicendo? Quello che si entra dentro dell'appartamento, no? Se saranno state le 5, commissario. Stavamo facendo un lavoretto vicino a casa dell'indovina, no? E io ho visto arrivare un tipo, jeans e giubbetto verde, sembrava uno straniero. È entrato nell'appartamento, è rimasto un poco e poi è uscito, no? Ma mi scusi, ma le immagini che abbiamo appena visto, che lei e suo compare stavate scassinando un appartamento. Quelle che c'entrano? E che c'entrano? Si è visto quello? No, siamo innocenti, quello è un altro furto, commissario. Agente Gargiulo, portateli dentro. Guarda che si sfiga però, Che mostra immagini sbagliate. Aspettate un momento, avete visto entrare qualcun altro? Sì, che c'era un figlio, un giovane con una gallina. Ehi, uno straniero, e uno contadino scimunito. Qui, quel mistero si infittisce. Forse quello Peppino non è così scemo come sembra. L'amore immaginato, l'amore inventato. Oh, guarda qui si vede. Allora il commissario di polizia. L'amore immaginato, l'amore inventato. Commissario, benvenuto nella nostra tenuta. Buongiorno, signor Lamaro, bella tenuta sta. Grazie. Ma rimangio tutto quello che ho detto, chi stai proprio scemo. Commissario, sono ancora che piango per la morte di Maga Ortensia che era stata assassinata all'indovina. Che ci volete fare? E anche a mio padre dispiace tanto, era tanto affezionato anche lui. Avete detto che pure vostro padre conosceva l'indovina. E lo conosceva bene, lo conosceva a sé.
riuscite a tenere tutto il dì? Il commissario del ristretto di polizia! Cosa l'hai venuto a fare? Sì, buongiorno. Ma niente, ero venuto soltanto a dare un'occhiata. Se vuoi guardare quello che è il problema, mi coglio andare a pescare. Peppino, tu capivo? Coglio andare a pescare. Sì, ma Luis ha già detto che va a pescare. Sì, ma qua, in mezzo alla campagna. sì, ma sempre, e chiappa sempre mio padre, pesca sempre di tutto, sempre. Non ti sta manco una goccia d'acqua. Questa cosa mi sospettisce assai, Eppure il fatto che vostro padre conoscesse l'indovina. Mannaggia, sono già le 4. Alle 5 ci sta l'interrogatorio del nonno Pino. Bene, vedremo delle belle, Maia, mi avevo da impedire che parlasse il mio papà. Grazie a Torsio, poi il commissario lo rivolta comunque al sito. Dunque lei si trovava dall'indovina, per farsi predire il futuro, Cerchi di rivivere la scena, La maga è in trance, hanno bussato alla porta. E a questo punto la maga l'ha chiusa dentro la stanza. Sì, sono andate così le cose. Oppure lei si trovava lì per qualche altro motivo. Era forse la sua amante. Avevate litigato, lei l'ha ammazzata e poi si è chiusa dentro da solo, Maria, senti, sono tutta una fumana. No, qua mi bisogna che parla col commissario. Se sei modi di trattare la gente. No, se sei maniere ste qua. Mica scrivo al gazzettin la parola ai lettori. Fammi passare. Insomma, signor Arpino, chi sta maga? L'ha uccisa lei? È Ortensia. Ortensia! Allora ammette di conoscerla molto bene, voglio. Lei non è così pazzo come dice sua figlia. Lei nasconde un segreto. Perché la rinchiudono in casa? Perché la vedono raccogliere le cicche dalla strada? Perché? Perché, oddio, perché? Ma perché? Ma perché ogni minuto? Commissario, insomma, siete ore che aspetto. Poteva pure aspettare poi una settimana intera, ma che me ne importa? Io volevo parlare con suo padre, mica con lei. Perché tanto preoccupato? Nasconde forse qualche segreto, Chi? Noi altri un segreto? Quello che scopriremo, intanto la informo che suo padre domani pomeriggio sarà sottoposto ad una visita psichiatrica. È mai possibile che lui vecchio abbia ammazzato l'indovina? Di certo sua figlia mi sembra un po' troppo preoccupata. E chi è questo extracomunitario che è entrato dentro la casa? E perché il padre del contadino conosceva pure lui la maga? Ma soprattutto, chi si nasconde dietro questo frate indovino che ha firmato un biglietto che ha portato il maledetto super testimone del Kilimangiaro? Chi è? Chi è? Il signor Ted Kilimangiaro? Commissario, guardi, pensavo di fare un colpo stamattina quando ho letto il giornale. Pensi, quello era il suo solito posto. Quello, sì. Signor commissario, povero Kilimangiaro,
Una vera disgrazia. Qui, chi l'ha scritto il biglietto? Vedi, non sapeva come firmare. Si è guardato attorno. Si è guardato attorno. E voilà! Firmato frate Indovino! Ma chi potesse essere stato? Mannaggia, ma che so scemo, perché non l'ho capito prima? Sergio! Ora sei tutto a posto? Tranquilla. Tranquilla. Oh, chi è chi va a trovarlo adesso? Sì, tranquilla. Mi mancava anche che facesse la visita psichiatrica adesso. Pensate. Pronto? Pronto, polizia? Buongiorno. Sono la signora Baldan. Sì, la figlia del signor Alpino Zorzi. Ecco, volevo dire che da stamattina mio padre è sparito e non sappiamo dove sia andato. Cosa? Viene a trovarci lo stesso? Va bene. Ma che Sergio, il commissario che ha detto che viene qua? Cosa facciamo adesso? Massimo, non mi interessa, mi fuori, mettiamo. Commissarià? Stavo via 3 giorni. Dove vado? A Jesolo vado. C'è un quadrangolare di briscola. Allora. E così, proprio oggi che doveva essere sottoposta a visita psichiatrica, nonno Pino è sparita. Vai, santa, mi faccio un po' paura, commissario. Deve essere di qua. Ancora avanti, non mi crede. No, che si può guardare dappertutto. È quello che farò, ragazzi, da Giancarlo. Io ho fatto piantonare tutta la casa e nonno Pino non si è nascito manco per niente. E come deve essere? Allora andiamo avanti così, no, commissario, andiamo avanti così. Se non mi crede, scusa. La chiave. Ma sul serio l'ho fatto piantonare a casa? Avete per caso una soffitta in casa, Chi, noi altri? Signor Alpino! Commissario? Ma... Papà! Quanti siete? E tutti che andavo in cerca dei tizi, tutti che avevi sconto in soffitta? Con basta donna! Signor commissario, si nasconde qua in soffitta, che ha visto? Beh, a sto punto mi pare che abbiamo risolto tutto, insomma, no? E chi è? Questo? Ehi, E chi è? E chi è? Chi è? signora Bogdan, lo so io chi è. Insomma, commissario, che cosa è successo? La gente che giù una decina d'anni fa, Sì, nonno Pino rimase vedovo. E lui voleva bene assai a sua moglie. Si intristì, si ammalò e morì. oh maronna! A questo punto entra in campo l'avidità della figlia. La signora Giancarla tiene famiglia, un marito che lavora e non lavora, e mantiene una famiglia puntata che sta assai. Poteva forse permettersi la famiglia Baldan di rinunciare alla pensione del nonno Pino, più l'integrativa pensione di reversibilità della defunta sua moglie. E allora, vedi caso, lì vicino pazzica da tempo un barbone, un certo Furino, che assomiglia in maniera straordinaria al defunto nonno Pino, ritrovato, imbalsamato e devo dire scrupolosamente mantenuto, sia onore al vero, Certo il nuovo nonno Pino, sempre d'un barbone si trattava, per cui meglio non farlo vedere troppo in giro, meglio tenerlo a casa. Ma ormai il gioco era fatto e la pensione garantita. Commissario, sapete una cosa? Voi siete un genio! Non fate attenzione! Perdonate.
Gargiulo, Sì. qui non è finita. Aspettate, tengo una dose. Perché nonno Pino Sì. teneva una figlia. Maronna do Carmine! L'indovina. Oggi capito. Signora Baltà, ha ucciso lei l'indovina. No. Lei ha seguito il suo finto padre e l'ha ammazzato perché temeva che rivelasse il suo segreto. Ascolta, mi non sapevo neanche che la avessi sta figlia, va bene? Ammette però di aver imbalsamato suo padre e di averne occultato la morte. Sì, questo è vero, guarda. Però che avete detto anche voi altri che io l'avevo conservato bene, è vero? E andavo tutti i giorni in chiesa a dirgli una preghiera. E poi, in fin di conti, commissario, non avrò fatto neanche chissà cosa, no? Cioè, morto, e c'era morto del suo, va bene? Di tristezza per mia mamma. Certo, vivevo con l'ansia di essere scoperta ogni giorno. Ma ascolta, in giornata di ancuo, pur da tirare pensione, val pure appena decorre sto rischio, sa? E se non l'ha uccisa lei, qualcun altro avrà avuto i suoi bei motivi per farlo. Certo, ma quali? Le piace. Ho detto se le piace. Cioè, poi scusa che non c'era buon stare in toia, no? E mi portava un pastone direttamente in camera, no? Poi mi incatenavano. Se che riuscivo a scampare ogni tanto andavo a trovare mia figlia. Sì, ma dico, signor Furino, chi ha ucciso suo figlio Ortensio? Non lo so, commissario, non lo so. Lei mi diceva che ultimamente era tanto preoccupata e che aveva avuto delle noie per colpa mia. Poi hanno bussato alla porta. Lei mi ha chiuso in camera e dopo non so. Sì, ma lei ha sentito qualcosa? Ho detto se ha sentito qualcosa. Cioè, mi non sento tanto bene, però mi pareva che avessero parlato straniero. E poi lei una volta mi ha detto che c'era uno che mi conosce e che sa che ero un barbone. E una volta che ero lì mi aveva visto. Lei sa chi è? E sarà stesso che l'ha raccopata, no? Sì, già, potrebbe essere. Anche mio padre mi piace tanto, aveva tanto avvicinato anche lui. E io ho visto arrivare un tipo, jeans e giubbetto verde. Lei mi diceva che ultimamente era tanto preoccupata e che aveva avuto delle noie per colpa mia. Io sono a conoscenza di un grandissimo segreto. Domani alle 5 uscirà l'indovina. Mi voglio andare a pescare. Peppino, tanto capito. Sì, ma sempre, è già per sempre mio padre. Mannaggia, ho capito tutto. Come sa, che succede? Che succede? Gargiù, da che stavate? Gargiù, praticamente bisogna partire da qua, da te che le mangiare. Il super testimone. Lui conosce tanti segreti e a volte questi segreti possono valere tanto, perché i soldi non bastano mai. E un giorno viene indotto in tentazione da uno che voleva comprarli questi segreti, il signor Evaristo, che in realtà altro che contadina, che l'eno diabolico ricattatore, che organizzazione perfetta. Lui se ne sta tranquillo a San Ponaro nella sua insospettabile azienda agricola. L'unico hobby va a pescare. Ma ha commesso un errore e avrei dovuto capirlo. Com'era possibile che pescasse lì, che non c'è manco un filo d'acqua? D'altro canto il figlio, il cretino di Peppino, ci ha confessato che era lui ad andare a prendere i pesci e a darli di nascosto al padre. Ieri che portavo, non andavo a pescare. Ieri mi portavo il pesce. Capite? Era tutto un alibi per coprire i suoi loschi incontri, con chi si incontrava, di chi aveva bisogno, d'un sicario che serve a far capire ai clienti che se non pagano, ed ecco Dimitri, e poi di persone che lo informino di segreti loschi per ricattare, ed ecco Ted che li mangiare. E quale miglior confidente per un ricattatore di un'indovina?
con la scusa di predirgli il futuro, Ortensia si fa raccontare i segreti di ogni cliente. Una volta a settimana Dimitri passa a prenderli e li porta ad Evariste, mentre Issa dice va a pescare. Un meccanismo perfetto. Ma un giorno Dimitri scopre la vera identità del falso nonno Pino e quindi scopre il mistero di Casa Baltano. Ehi, una pensione in mezzo, mica roba da buttare. Ehi, e chissà la signora Giancarla che cosa è disposta a fare per mantenere il suo segreto, Già, e quindi la si poteva ricattare. Si capisce, è proprio Gargiulo. Ma quando Ortensia l'indovina, scopre che vogliono ricattare la signora Giancarla e che il padre ne potrebbe subire le conseguenze, implora il signor Evariste di lasciar perdere, li minaccia di dire tutto, di denunciarli, e lì hanno deciso di ammazzarla. Quando? Venerdì alle 5. Ted Kilimangiaro, in bar, imbarazzato scrive un biglietto. Lei non sa come firmarlo, si gira e vede attaccato alla parete il calendario di Frate Indovina. E così firma. Frate Indovina, capite? Commissario, siete imbattibile! Avete risolto brillantemente l'ennesimo caso! Gargiulo, voi siete troppo buono per No, me. commissario! Rispondete. Pronto? Ehi. Come dite? Accorriamo! Commissario, Ah, già capito, dite. hanno investito un nano circense firmato Pirelli! Certo, Gargiulo, che il crimine non dorme mai in questa maledetta città.